Pronti perché Milano è un grande evento, Milano è la città dove sono nati gli alpini. Il conto alla rovescia è iniziato, ultimi preparativi a Vittorio Veneto prima della partenza per Milano. Alcune penne nere raggiungeranno la Lombardia già domani, mentre il reparto Salmerie con 4 muli venerdì alle 8 lasceranno la Marca. Ma prima di arrivare a Milano Facciamo tappa a Cassano d'Ada, che è la patria di Perucchetti, del generale Perucchetti, fondatore delle truppe alpine, dove lì ci sono i suoi resti e quindi renderemo omaggio alla sua tomba. E poi proseguiremo per Pessano con Bornago, che è una cittadina di 15.000 abitanti a una dozzina di chilometri da Cassano d'Ada, sulla direttrice verso Milano. E lì ci ospiterà il gruppo locale. Quando siamo in questo paese che ci ospita facciamo anche una sfilatina lì insieme a tutti gli alpini che sono lì della zona. Dunque sabato mattina con la sfilata a Pessago con Bornago, in ricordo dei caduti ci sarà la prima occasione per vedere il reparto Salmerie. Le penne nere e i muli raggiungeranno poi la caserma Montello a Milano destinata al reparto. Il giorno dopo l'emozione del grande sfilamento. Alle 11 attesa la partenza della sezione vittoriese delle Salmerie che auspicano un'accoglienza calorosa da parte dei milanesi. Il reparto Salmerie con il muro è sempre stato applaudito ogni minuto che passava. E dopo il muro è un'altra cosa da sfilare. Comunque dai, speriamo in bene, speriamo che ci sia il calore di Milano, come sempre anche per gli alpini.